Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati, evviva! Un nuovo appuntamento con Briscia in tavola, con una ricettina bella, fresca, giovane, sorridente, come la mia amica Sandra, che saluto. Ciao Sandra! Allora, oggi... Cattivo, la cattiveria questa. Ma che cattiveria! Dai. Ma che cattiveria! Guarda qua che sei bella pure tu, al buio e distanza. La pesta è peggio del buco. Vabbè. C'è il filetto di manzo ai porcini, Fede! Il filetto di manzo ai porcini. Ingredienti. Ci vorrà del filetto di manzo, circa 200 grammi, dei porcini freschi, della panna, dell'olio extravergine di oliva, un pezzettino di burro del prezzemolo e della polvere di dado. Si comincia! Passiamo al procedimento. Stop, facciamo un pochetto di profumo prima, perché con tutte ste ricette. Ma no, semmate il flicca sto che il mio profumo è insiminito, insiminito. È una cosa brutta, bruttissima questa. Ma il sa mio cosa l'è insiminito? Dammi il profumo. Ma che bontà! Siamo tornati da Lupo Antico in via Albertano da Brescia numero 16. Tu, caro Lupo, sei stato talmente bravo la volta precedente che ti interroghiamo ancora, perché qua Federica si mette sempre in difficoltà. È insiminit, cioè no, nel senso... ok. Dico, questa è la parola, insiminit. Mi ha guardato e ha detto insiminit. Insiminita è legimi attarriato, è uno poco arrivato, è uno che non ci arriva. Un po' limitato. È un po' limitato. In dialetto a Brescia dice, ma non è carino però. È un po' dispregiativo effettivamente, però dai, ci sta anche in amicizia a volte, te che dice insiminit, fai qualcosa che non dovevi fare, in amicizia. Potevi farla meglio, diciamo. Nel nostro settore magari te che dice non al cliente. Però vabbè, ci sta in amicizia con questa valenza amichevole, insomma, leggera. Poi dipende un po' dal tono, dai. Ce la squadriamo così. Va bene. Grazie Federica, a te. Ecco, e tu il tono l'hai usato cattivo nei miei confronti. Ma con te so che io dovrò dei toni diversi ed è insimili ma basta, proprio. ma non si dicono ste cose, solo a me le dici. Dai, schirtomelo. Allora, dovremo pulire e tagliare i nostri porcini, li metteremo in una padella e li cuoceremo lentamente. Vai avanti, tengo io sulla centralina del microfono. Vai. La nostra panna, dell'olio del prezzemolo, del burro e della polvere di dado. Se schiaccio qui magari ti blocchi. Smettila, porteremo a cottura con fuoco molto lento, se no si attacca su te. Taglieremo il nostro filetto di manzo e lo faremo rosolare in un'altra padella con dell'olio e della polvere di dado. A cottura, a nostro piacimento, aggiungeremo il sugo più o meno, dipende da come vi piace, e mantecheremo il tutto. Lo faremo cuocere ancora per un po'. Hai capito, questo era il filetto di manzo ai porcini. Occhio che mi scassi tutto. Che? Sbagliato che? No, niente. Basta, fai dei errori, uno più, uno meno. Abbiamo finito, vi rimandiamo alla prossima puntata. Ciao, grazie. Ciao. Buon appetito!